32 minuti, i due di Via Venturi, 391 414 2741 per i vostri messaggi, WhatsApp, foto, video come sempre. Ogni giorno abbiamo un contributo, stamattina pazzesco da parte del nostro popolo degli ottimisti anche all'estero, all'estero. Sì, è sì. Incredibile, guardi. Noi andiamo oltre Andiamo l'Italia. a dare il buongiorno come già annunciato a Daniela Noli, che però oggi ha un ospite che lascio presentare a lei. Voglio fare questa cosa. Intanto dai. salutiamo. Buongiorno Daniela. Diletta Micca. Buongiorno a voi. Bentornata. Grazie, ben trovata. A fianco a te voglio che sia tu a Questo presentarcelo. Balbo Esatto, un giovane, molto giovane, perché ha solo 28 anni. 28 anni però di sostanza, quindi non è l'età che alla fine conta, ma conta la preparazione. Certo. Luigi Salis è un esperto tiflologico col quale collaboriamo da tempo e lavora in particolar modo con i disabili visivi e uditivi. Stiamo intraprendendo con lui un percorso e stiamo aprendo uno sportello nel quartiere della Marina, proprio perché non sempre i genitori sanno dove portare i propri figli quando hanno un certo tipo di disabilità, e quindi al di là dei soliti grandi carrozzoni che si occupano di queste problematiche, diciamo che è bene anche avere qualche cosa di diverso con delle proposte anche innovative. Luigi si occupa da tempo di questo. Inizia tutto da quando? Cioè, nel senso, tu Inizia tutto. come ti sei, non dico appassionato, forse sì, anche appassionato si può usare, sì. Questa vocazione, usiamo questo. Ma è nata così possiamo dire per sbaglio, attraverso un bando di servizio civile. Ho iniziato con il servizio civile in un determinato ente che si occupa di Tu di dove sei? Io sono di Pardas del Fuoco, Ok. Nogliastra. Sì, sì, dove c'è la famosa La base. famosa, sì. Vedi, non ci Con sono la- Esatto, Beh, contestatissima, però alla fine come Teulada, dici, è famosa per quello, esatto. quello. E appunto poi, essendo un piccolo paesino, mi sono spostato a Cagliari e nel 2008 ho fatto questa domanda per il servizio civile, e così non avevo mai visto veramente un non vedente e mi sono affacciato a questo mondo che mi ha rapito. Perché il servizio civile l'hai fatto tutto a disposizione di chi aveva questo problema? Esatto, un intero anno a disposizione loro, quindi ho imparato tantissime cose. Che esperienza è però quando un ragazzo di quanti anni avevi? 22 anni. Un ragazzo di 22 anni parte per sì, in servizio civile si sa, ci si mette a disposizione degli altri, però parte per venire via anche un po' da una situazione magari dove ci stai stretto, per avvicinarsi a una città un po' più grande come Cagliari, e poi di punto in bianco dalla mattina alla sera o dalla sera alla mattina si trova a che fare con gente che ha dei seri problemi come quello della cecità. Vabbè, indubbiamente all'inizio hai paura di sbagliare, l'inadeguatezza, Certo. perché è un mondo che non si conosce indubbiamente. Io prima di arrivare a Cagliari non avevo mai visto un cieco in tutta la mia vita, perché comunque siamo ancora A Perdas del Vogo ci vedono tutti. per fortuna, Fortunatamente sì. si parla, c'è stato giusto un caso, ma io forse non ero neanche nato quando. No, a me è quando capitato, venuto. guarda, ti dico la verità, è capitato anche 2 giorni fa di passeggiare col cane e vedere proprio questo signore da solo e mi sono fermato, io mi sono fermato a guardarlo, esatto, questo signore che va in giro, che come tutti i non vedenti che sono autosufficienti in qualche modo, da solo, ha attraversato addirittura la strada e non aveva nessuno che lo accompagnava, col suo bastone ha capito fino a quando la strada aveva un senso per essere percorsa e dove partiva il marciapiede, è salito sul marciapiede, ha girato verso sinistra ed è arrivato fino al suo cancello di casa. Io mi sono fermato perché quando vedi delle realtà di questo tipo ti domandi, cavoli, ma la vita per queste persone com'è? Cioè, o meglio, più che com'è ti puoi anche immedesimare, ma mai fino in fondo, perché deve essere complessa, drammaticamente È difficile, complessa. soprattutto È in un difficile. cerchiamo certo. di capire appunto come vivono queste persone inizialmente e poi magari sviluppare appunto fino ad arrivare allo sportello, che è la cosa importante. Dobbiamo sicuramente fare una distinzione fra chi ha un percorso alle spalle, magari che ha frequentato gli istituti, che stiamo parlando quindi di persone che fino al 1978 venivano rieducate all'interno di strutture più o meno specializzate e comunque non erano, per molti versi, però in contatto con tutto l'ambiente circostante, perché entravano negli istituti da piccoli, ci uscivano qualcuno per Natale. Quindi oltre a essere ciechi anche privati della possibilità di Per alcune condividere cose, la vita esatto, sicuramente in mezzo prima, alla gente. Esatto. Però studiavano. Esatto, la differenza poi è quella. Molto importante. Perché poi nel 1978, con la chiusura delle scuole speciali, Esatto. è stato dato tutto in mano alla scuola pubblica, e se per alcuni versi c'è stata una sorta di integrazione, dall'altra parte si sono persi però indubbiamente tutta una serie di figure e di autonomie che prima negli istituti erano obbligatorie, motivo per cui oggi noi, soprattutto in Sardegna, che abbiamo una carenza di struttura inimmaginabile, se pensiamo che noi siamo
la regione col più alto tasso di non vedenti in rapporto alla popolazione. In Sardegna? Oltre 8.700 Mamma secondo gli mia. ultimi dati dell'Inps. Questo credo non che sia aspettavo veramente tanta gente. esatto, perché poi c'è uno di quei territori di dialogo, di confronto e di argomentazione che una volta sentiti i dati uno cade un po' dalle nuvole, perché non te sì. lo aspetti, no? Beh, ma sulla disabilità diciamo che prima del 99 era anche difficile in generale riuscire ad avere dei dati numerici. Esatto. Le leggi sono arrivate molto dopo, quindi diciamo che sono recenti e questo dà uno spaccato veramente di come l'Italia sia indietro su tutto, in particolar modo su quelle persone che invece avrebbero maggiore necessità di essere accompagnate, perché i disabili, soprattutto visivi, non è che possano cavarsela da soli se non fanno un percorso, se non vengono aiutati e sostenuti come sta facendo Luigi, che gli insegna dal mangiare, quindi dal capire qual è il gusto collegato a una determinata pietanza, piuttosto che insegnargli a truccarsi, perché no, se Certo, sono delle perché no, ragazze, certo, quindi certo, avere il gusto certo, estetico giustamente. pur non vedendo, Certo. e anche poter essere autonomi prendendo un mezzo pubblico. Quindi diciamo che si può fare un ottimo lavoro, però ovviamente bisogna avere delle strutture e delle persone che siano qualificate per farlo, e queste figure non sempre ci sono. presenti. C'è una diversità di partenza da un punto di vista psicologico per un non vedente che nasce non vedente e un non vedente che diventa non vedente? Assolutamente sì, perché innanzitutto quando tu nasci ti abitui a questa condizione e c'è un lavoro completamente diverso. Infatti parliamo di educazione quando un bambino nasce. Quando un adulto perde la vista, ovviamente qua si tratta di rieducare completamente una persona dal niente, e anche, certo, si parte da una base più consistente, perché indubbiamente punti di riferimento a proposito di esiste, cibo, per esempio, riconosce. esatto. Però è anche vero che abituarsi magari a 40 anni, 45 anni o 50 anni diventa una cosa più difficile, soprattutto se mancano figure Mi professionali. viene l'angoscia solo al pensiero, cioè nel senso, se io dovessi pensare che un domani uno non possa più godere delle bellezze lo so, del è creato drammatico. alla vista, ecco, l'angoscia solo al pensiero, quindi mi rendo conto che è una condizione molto particolare, e quindi è ancora più lodevole il tuo lavoro, il vostro lavoro, e visto che abbiamo parlato di sportelli vorrei affrontare questa parte. Insomma, è chiaro che il mondo è vasto e il lavoro di Luigi, insomma, è ancora più importante, ci sono mille sfaccettature, non abbiamo tutto il tempo per snocciolarle fino in fondo, però le cose utili per capire se un non vedente può e come può arrivare ad avere dei contributi dallo Stato, un aiuto, un sostegno, e ovviamente anche persone con le quali avere un rapporto di confidenza, perché anche questo è importante. Lo Stato, per l'esperienza che ho io, mi viene incontro, è sensibile a Ne questo. parliamo tra poco, perché Ok. c'è la pubblicità, è per D'accordo, quello che facevo tutto questo d'accordo. cappello introduttivo. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo tra l'altro con Nicola Pinna per alcuni aggiornamenti. Nicola Pinna, giornalista della Stampa di Torino, ma per quanto riguarda ovviamente la Sardegna, aggiornamenti sulla strage di Tempio. Qualche notizia in più anche per questo Che angoscia. pezzo di cronaca che angoscia in questi giorni e ha angosciato molto la Sardegna intera. Torniamo tra poco. Devo dire che è partito tutto un programma nel programma, una discussione fuori onda, nel senso buono del termine, non nel sta senso arricchendo cattivo. il dibattito. Sì, che arricchisce il dibattito per quanto riguarda la questione non vedenti. Prima di recuperare Nicola Pinna al telefono, aspettando appunto dalla regia l'ok, io volevo sapere, noi abbiamo detto ci accorgiamo sempre di un problema che magari gli altri vivono in maniera pedissequa, quindi tutti i giorni, quando noi ne abbiamo uno che è un infinitesimo rispetto a quello di chi ha un handicap. Però dici, caspita, magari ti rompi la gamba, dici, oh, pensa a quelli che non possono camminare, pensa a quelli che non possono vedere quando magari fai l'operazione appunto agli occhi. Sì, abbiamo Nicola Pinna, ma adesso ci arriviamo. Un attimo Nicola, lo so che ci stai ascoltando. Volevo solo capire, hai detto a volte parte dai genitori, mi dicevi Daniela. Sì. Questa difficoltà, sì, no? accettare la disabilità del proprio figlio, e quindi sembra quasi inutile che si facciano certe cose, del tipo insegnare al bambino a vestirsi in un determinato modo, perché tanto non si vede, e quindi per il genitore Io ho fatto solo culturale, per sì. non dire imbecillità, Beh, se vabbè, posso usare questo Sì, termine. è anche dovuto al Imbecillità fatto... tra Sì, no, nel virgolette, senso che noi... naturalmente.
abbiamo un po' una condizione culturale che noi pensiamo che il Esatto. problema stia magari nel disabile, quando in realtà dietro il disabile ci sono tutta una serie di dinamiche Certo. che se non vengono portate avanti, cioè quindi una riabilitazione non solo dalla persona non vedente o comunque disabile in generale, ma anche dalla famiglia, del circondario. Sì. Va bene, vi fermo un attimo, poi torniamo subito sull'argomento. Intanto buongiorno a Nicola Pinna in Buongiorno, collegamento Nicola. con noi al telefono. Ben Ciao trovato. Nicola. Ciao Nicola. Buongiorno a voi. Allora, noi invece ci spostiamo, come abbiamo detto prima della pubblicità, su quello che è il tema della cronaca di questi giorni, cioè il massacro di Tempio. I RIS sono pronti a fare nuovi esami, credo si cerchi l'arma del delitto e l'agendina, se non sbaglio, giusto? Si cerca l'arma del delitto, ammesso che ci sia un'arma, e si cerca soprattutto la famosa agendina che probabilmente nasconde il movente che ha causato questa terribile strage di Tempio. Nell'agendina che Frigeri, al momento l'unico indagato per questo dramma, ha portato via di sicuro, lo si vede chiaramente nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. I carabinieri e la procura di Tempio sono convinti che in questa agendina ci sia l'elenco di alcune persone, forse debitori e creditori con i quali Azzena ma anche Frigeri avevano avviato degli affari poco chiari. Quindi insomma ritrovare questa agendina sarà molto importante per dare una svolta alle indagini. Sembra quasi, adesso mi torna alla mente la storia di Borsellino che qualcuno portò via dalla macchina la famosa agenda per capire un po' insomma chi poteva essere interessato a far sparire appunto il giudice Borsellino. In questo caso la cosa è totalmente ovviamente diversa, sempre di un'agenda si parla, ma si è scartato allora a questo punto l'idea che fossero più di uno? No, non si è scartata questa ipotesi. Nelle immagini della videosorveglianza si vedono più persone che vanno e vengono, qualcuno pare che cammini anche a fianco a Frigeri. Non è chiaro, ovviamente tutti i dettagli che stanno venendo fuori pian piano restano segretati, la procura sta lavorando con celerità ma con moltissimo segreto. La prima ipotesi è che Frigeri non avesse fatto tutto da solo, anche perché sembrava impossibile che fosse riuscito a distruggere la casa e a uccidere 3 persone senza procurarsi neppure una ferita sul corpo. Non si esclude però allo stesso tempo che possa aver ucciso le 3 persone in momenti diversi. Senti, una domanda, ma erano soci? Questo Frigeri è socio della vittima? Dipende da cosa intendiamo con la parola soci. No, sul piano economico-finanziario, non sul piano passionale. Certo, i due probabilmente facevano degli affari. Da qui a definirli soci sarei prudente, nel senso che avevano degli interessi in comune, diciamo, mettiamola così. Non si sa quanto limpidi, aggiungerei. No, certo. Tu che hai seguito fin da subito, perché come sempre, come giornalista, insomma, molto presente nell'isola su ogni fatto, dalle prime ore. Tempio, come ha vissuto questa drammatica notizia, o perlomeno questo drammatico episodio? Perché è una comunità molto, molto piccola e molto intima, no? Certo. Tempio, io ci sono stato per una settimana intera. Tempio era una città, e lo è tuttora, una città sotto shock, anche perché non ci dimentichiamo, tra le vittime c'è un bambino di 12 anni. Purtroppo sì. Che ha subito quasi delle torture, viene quasi difficile da dire perché immaginarlo è terribile. Sì, era capricciato. Osservando il suo corpo, il medico legale insomma ha detto che sì, è stato strangolato, ma ha subito anche delle pesantissime torture. Quindi la città ovviamente è sotto shock. Pietro era un bambino molto conosciuto a Tempio, un bambino molto allegro, così lo raccontano i compagni di squadra. Ecco, faceva il difensore per una squadra della città, quindi insomma era anche impegnato nello sport. Era uno di quei ragazzini che tutti i pomeriggi giocava a pallone nella piazza Gallura, cioè di fronte al municipio, a pochi passi da casa. Domenica, cioè il giorno dopo il terribile delitto, avrebbe dovuto fare la cresima. Ovviamente questo è l'aspetto più inquietante di tutta questa storia.
Sì, insomma c'è anche questo tipo di angoscia episodio ancora. che rende ancora più drammatica la scomparsa di angoscia questo ancora. ragazzino, che ovviamente tra tutti lui e la madre forse erano quelli che c'entravano di meno se c'era qualcosa da far pagare nel regolare dei conti, Sì, ma- se mai di questo si trattasse. Comunque abbiamo visto la prima pagina, o meglio la pagina legata alla Stampa di Torino, appunto, e l'articolo del quale credo tu abbia firmato poi le righe, anzi senza credo, perché vedo proprio il tuo nome e cognome, e così rimandiamo un po' i nostri teleascoltatori per continuare a seguire questa vicenda. Grazie Nicola per i tuoi aggiornamenti, buon lavoro. Grazie Grazie ciao. a voi, buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. È difficile entrare e dramma. uscire da argomenti così pesanti e così importanti. Non che con voi si stia parlando di qualcosa di leggero, perché Contesti diversi, sì, però, i dai. disabili sensoriali sicuramente sono contesti diversi, però sono contesti importanti. E quindi questa mattina in questa mezz'ora, come avete potuto notare, siamo meno scherzosi del solito, ma anche perché d'altronde insomma è così, e i temi che Sono le affrontiamo dinamiche che richiedono trattiamo. anche questo tipo di serietà, e ci fa anche piacere a volte, perché ci diverte essere baldanzosi e Certo. scherzosi per tenere un tono e la mattina dare un po' una carica, però è bello anche parlare di cose importanti. Allora, a proposito di cose importanti, partevamo dal discorso dei genitori che a volte sono i primi a fare un po' più di ostruzionismo nel cercare di far sì che il proprio figlio o figlia che ha questo tipo di disabilità abbia una vita il più normale possibile. E cosa si può fare? Allora, si può andare a uno sportello da quando, e quando soprattutto, da quando è partito questo servizio e quando si può usufruirne? In che orario? Lo sportello partirà a giugno, ovviamente. Quindi sì, di nuova sì, è di nuova inaugurazione. assolutamente sì, perché ovviamente dobbiamo selezionare i professionisti che dovranno collaborare con noi. Uno staff c'è già, che è composto da pedagogisti, da Luigi come esperto tiflologico, da psicologi, perché è ovvio che le problematiche vanno in qualche modo abbracciate da più parti, cioè a volte non è sufficiente il pedagogista, altre volte non è sufficiente soltanto lo psicologo, quindi in base alla tipologia di problematica che ci si trova di fronte ci sarà lo staff che supporterà sia la famiglia che la persona disabile. Lo sportello non apre solo per le disabilità, ovviamente, perché è uno Ma sportello esistono ancora i pedagogico. famosi assegni di accompagnamento? Come no? Sì, esistono ancora. No, però io so che si fa una fatica per avere quel tipo di Sì, anche contributo, perché devi avere, cioè praticamente devi essere oltre che disabile, Ho un periodo, sì, ma poi ci sono tutta una questione economica. per mentre- colpa anche di tutti quelli che ci hanno sempre sguazzato. È quello, perché più che altro ci sono tanti che l'hanno preso e che poi disabilità non ne hanno. Esatto. Lì bisognerebbe prendere i medici e impedirgli di svolgere la professione e non solo fargli restituire i soldi, perché a quel punto si avrebbero i soldi per le persone che veramente la disabilità ce l'hanno e che magari non riescono ad avere questo supporto economico, che invece è importantissimo. Luigi, Sì, come stavi dicevo aggiungendo. prima, sì, l'accompagnamento poi purtroppo oggigiorno, mentre prima era completamente esente da qualsiasi forma di tassazione, Esatto. oggi c'è sempre nuovamente questo calcolo, perché con le ultime normative non si capisce bene se va tassato, non va tassato, ora ti chiedono l'ISEE. Per fortuna noi in Sardegna abbiamo comunque Sappiamo anche l'importo? Quant'è l'importo? intorno ai 500 euro Per fortuna noi in Sardegna l'accompagnamento. No, abbiamo comunque con l'ultima anche le 162 che noi ci permettono di lavorare, perché altrimenti non avremo praticamente nulla. Infatti ancora noi siamo, soprattutto in caso di disabilità visiva, quelli che fanno i viaggi della speranza, che vanno soprattutto nel nord Italia, perché da noi, a parte un unico centro che si occupa di riabilitazione, ma che segue 750 pazienti a fronte di 8.007 che siamo ancora proprio da terzo mondo per alcune cose. siamo lontani, un po' come succede anche in altri campi, siamo sempre lontani, c'è sempre una distanza che ci separa Esatto. da una vita ottimale sotto tutti i punti di vista. Dica, Presidente. E c'è Fabio che voleva... Sì, ma lei perché? Io non sono ubriaco, lo vedo. No, Lei ma perché adesso mi deve non fare, essere che mi dà il così. colpetto al Era braccio, perché, come dire, siccome è passato eri- Fabio a dire che abbiamo ancora un minuto prima dei due dell'abitacolo. Non ho Bravissimo, capito, ma lei si faccia i fatti suoi. Sì, ma io non ho adesso, capito, ma veramente è siccome- difficile avere a che fare con... siccome eri immerso, Scusate, non c'è un assegno di accompagnamento, ve lo accompagno io però. Vi do io l'assegno di Però, accompagnamento. grazie, figlio Io mio. faccio Ve lo l'assegno portiamo e via. ve lo portate Va bene, via. va bene, Figlio va mio. bene. Figlio mio, Mamma io mia, apprezzo ma io invece la tua non generosità apprezzo. dialettica. Io non Siccome eri apprezzo. immerso Eri eri immerso. compenetrato Ma no, ma in lo questa vedo, ma drammatica scusi, realtà, ma non è vero. e lui era
come si dice, una proposizione. Allora, sta togliendo secondi importanti per parlare di cose importanti. Che stai sbabbando Mamma mia, ragazzi, io vogliamo veramente ricomporre ma perché? la correttezza del rapporto dialettico. Guardi, c'è un pullman che passa tra 2 minuti. Sì, se lo vuol prendere sotto, nel senso che la prenda. Andrò in pensione, andrò in un posto meraviglioso. Ecco, vada dove vuole. Basta che ci fa concludere la discussione senza essere assolutamente inutile, perché in questo momento abbiamo perso 2 minuti. Mamma mia, quanto è polemico il mio collega. Caro ragazzi. il mio Luigi, ci sono tanti come te che fanno questo tipo di attività dopo il servizio civile, o siete in pochi e ci vorrebbe più partecipazione, al di là del fatto che poi diventa un mestiere, no? Diventa un mestiere, sì, certo. Dopo il servizio civile ho avuto la fortuna di imparare questo e di fare un mio questo mestiere. Indubbiamente si è in pochi. Io ho la fortuna di lavorare con dei colleghi, tra l'altro tutti giovanissimi, tutti esperti, con uno staff di psicologi che ci siamo un po' messi insieme, abbiamo portato avanti questa nostra passione, perché poi in realtà noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che principalmente ci piace. Una passione che ha però delle responsabilità non indifferenti. Beh, noi seguiamo Luigi bambini. porta fuori anche delle squadre sportive, Esatto. quindi le aiuta anche. Sì, abbiamo... partecipano ai campionati. Esatto, noi siamo Dove ti trovano se ti cercano? Allora, per quanto riguarda lo sportello ci trovano appunto in Via Lepanto Via 42, Lepanto, nel quartiere della Marina. per quanto riguarda Scusate? Via Lepanto 42, Via Lepanto. sì. Ok. Per quanto riguarda la situazione sportiva, siamo nei campi qua in via San Paolo, noi facciamo baseball, facciamo sport specifici per non vedenti e siamo tra l'altro gli unici in Sardegna che hanno fatto un campionato di baseball di Serie A Addirittura. e anche Sì, è possibile, non vado ad approfondire. e anche un campionato di calcio per ipovedenti, perché poi c'è anche tutto l'altro mondo che riguarda l'ipovisione. certo. Esatto. Bene. Comunque tutte le informazioni le troveranno anche nella pagina Facebook Athanatos ATH. Ok, perfetto, tanto poi ci troveremo anche più avanti, insomma ci sarà modo di incontrarci. Grazie per il momento a Daniela Noia, Luigi Salis per questo spaccato chiaramente della vita di chi ha questa disabilità sensoriale, cioè quella della cecità in qualche maniera. Adesso con il ritardo che non avevamo ma che lei ci ha accumulato, andiamo a lasciare spazio ai due dell'abitacolo, si paga sempre lei. Certo, prego.